Conseguentemente all'ammissione al campionato di Serie D in soprannumero della società La Fenice Amaranto, in poche parole l'ex Regina, il Dipartimento Interregionale ha ufficializzato la nuova composizione del girone I, che passa da 18 a 19 squadre. Con il nuovo organico è stato dunque necessario rimodulare il calendario del girone, ora è strutturato in 38 giornate, durante le quali le squadre osserveranno a giro un turno di riposo. La Regina, d'ufficio, nel primo disputato domenica scorsa. Ai 3 turni infrasettimanali già previsti, il girone I scenderà in campo anche il 20 settembre, il 4 ottobre, il 17 e il 31 di gennaio. Dunque, a parte la prima giornata archiviata con la netta sconfitta interna con il Licata, la prossima trasferta di domenica 17 settembre dell'Akragas non sarà più in Campania, bensì in Calabria, allo stadio Pasquale Stanganelli di Gioia Tauro contro la locale gioiese. Dopo questa trasferta la compagine dei tempi è attesa da 3 derby siciliani consecutivi, all'Esseneto alla terza di campionato con il Sant'Agata, poi la quarta al Vincenzo Campo contro il Ragusa e la quinta in casa contro la corazzata Trapani. Ancora un paio di scontri con un paio di avversari calabresi, con il Castrovillari fuori e la Vibonese del Seneto, cui seguirà la gara esterna con il Reale Casalnuovo, la prima trasferta che avverrà in Campania. Il 29 ottobre sarà ancora derby interprovinciale con il Canicattì tra le mura amiche, poi nuova trasferta in Calabria contro il Locre e quindi ritorno all'Esseneto per affrontare la Sanghataldese. Trittico di sfide molto importanti, a partire dalla trasferta di Barcellona a Pozzo di Gotto contro la Nuova Egea Virtus, cui seguirà quella con la blasonata Regina all'Esseneto, mentre il 26 novembre l'Agragas sarà ospite della Ciriale al Tuparello. Ancora 2 gare contro compagine calabre, in casa con la Mezia e fuori con il San Luca, e quindi l'ultimo derby siciliano con il Siracusa il 17 di dicembre. L'ultima sfida del girone di andata sarà in terra campana con i Portici. Dopo le vacanze di fine anno si ritornerà in campo dal 7 gennaio per il girone di ritorno in trasferta al Dino di Otta contro i cugini del Licata.